di uscire, ma invece non siete riusciti, se non alla fine avete questo ribalto offensivo e lì dice come si è creata quindi questa grande voglia di portarsi a casa questo risultato. Ci abbiamo creduto meno prima, speravamo che loro non sulla costa, che non era mai. Si andava a vedere. Sempre battuto e adesso proprio quando non c'è una coppa la deve voi. Esatto, finalmente siamo riusciti a batterli, ci abbiamo creduto, la nostra forza è il gruppo, un po' vinto e si è visto in campo oggi. Tu direi anche in difesa, insomma, perché voi siete tenuti abbastanza lontani dalla canestro continui difficili. Esatto, sì, in difesa, uniti, è l'unica nostra vincere. Adesso laggiù c'è la caccia, cosa si fa adesso? Adesso stiamo vedendo, abbiamo un bellissimo pubblico e adesso festeggeremo con loro. Allora il coach che se non chiedeva in campo Forse sì, il coach o gli altri, non cazzo sapevamo che poteva essere un problemino e ce l'ha dimostrato, insomma. Ma adesso siamo bravi. Noi abbiamo cercato di tirarci lontani, abbiamo provato a dargli una strappetta all'inizio del secondo quarto perché portarci alla fine sapevamo che era un problema. Hanno esperienza e noi siamo giovani. Era la prima volta che dovevamo giocare una cosa del genere, la squadra ha 3 anni e qualcuno si vede a 18, 20, insomma. un po' nervosi. Sì, è l'area di Cividale, non siamo abituati. Palazzetto grande. No, la tensione semplicemente, no? E l'esperienza. Abbiamo fatto oggi esperienza, dobbiamo fare un po' un'esperienza migliore, però sai, se ti va il tiro, che ti Finale, poi ribalto lasciato. sì, purtroppo abbiamo fatto un gran bel campionato perché siamo arrivati secondi, poi effettivamente in playoff abbiamo pagato quell'esperienza, perché le partite dentro e fuori sono andate tutto nel positivo del solitario in fuori giro. E impareremo. Onore qui dei vincitori. No, assolutamente, sono bravissimi. Sono sempre costanti, lo sappiamo. Bravi noi.